Fa discutere il passaggio di mano dello stabilimento Safilo di Longarone. CISL e UIL sottoscrivono l'accordo, CGIL si chiama fuori. Non ci convince assolutamente il piano industriale di Innovatek, non mette a riparo a nostro giudizio i lavoratori dal punto di vista, come dire, occupazionale in termini di profondità di piano industriale, che non riteniamo sia attuabile per come in qualche modo ci è stato presentato. Diversamente la CISL, per bocca del segretario generale di Belluno Treviso, Massimiliano Paglini, sostiene che l'accordo che si sta definendo in Safilo con il supporto della Regione Veneto garantisce da un lato la libertà di mercato, dall'altro, in chiave molto innovativa, la tutela dei lavoratori, perché per la prima volta in Italia si prevede che l'azienda, che ha deciso la cessione, debba integrare la cassa integrazione per garantire ai lavoratori il 100% della retribuzione originaria. Sull'accordo per la cessione del ramo di azienda a Telios e a Innovatek, i lavoratori di Safilo si dovranno esprimere con CISL e UIL che spingono per il sì e la CGIL che si schiera per il no. Domani ci saranno le assemblee, noi faremo la nostra, CISL e UIL faranno la loro, ci sarà un referendum, quindi ci sarà anche un riscontro dal punto di vista referendario rispetto alla volontà dei lavoratori, che insomma fino a prova contraria è quella che conta.